Carlo Pizzolon consegnerà il premio Varezzo Granata, che è stato assegnato dalla Lega Basket Femminile a tutti i medici delle 42 società partecipanti alla stagione di Serie 1 e Serie 2 del campionato 2020-2021. È un premio in rappresentanza, un simbolo di riconoscenza verso l'attività di tutto il mondo sanitario, volontario e di pubblica sicurezza. Per quanto riguarda il Ponzano Basket, ritira il premio il dottor Andrea Maurizio. Ricordiamo a tutti gli spettatori le norme per la presenza al Palaciconia. Chiediamo di non lasciare il vostro posto che vi è stato assegnato e di rimanere con una mascherina indossata coprendo bocca e naso per tutta la durata della partita. Vi ringraziamo per la collaborazione. Buona partita a tutti! Buonasera dal Palaciconia di Ponzano, terza giornata del campionato di Serie A2 Girone Nord. Ci ritroviamo al Palaciconia a distanza di 15 giorni dall'esordio della Schiavon Ponzano per questa terza giornata, ospite della formazione bianco-verde Mantova Agricoltura, Basket San Giorgio, che arriva qui con già 2 punti in classifica, frutto della bella vittoria proprio di 15 giorni fa, vittoria che invece manca ancora a Ponzano, che è reduce da 2 sconfitte consecutive. Inizierà fra poco questa partita, che è stata anticipata anche dal bel gesto del riconoscimento da parte della Lega Basket femminile ai medici di tutte le squadre dei campionati di Serie A1 e di Serie A2. Per quanto riguarda il Ponzano Basket, ha ricevuto e ritirato il premio il dottor Andrea Malvestio, che ha seguito la formazione l'anno scorso e la sta seguendo anche quest'anno, quindi un ringraziamento da parte della Lega Basket femminile a tutti naturalmente i medici e il mondo sanitario. La partita che adesso sta per iniziare è una partita molto importante, perché Ponzano vuole sbloccarsi da questo maledetto 0 in classifica, dopo naturalmente la sfida con Moncagliari, che è stata chiaramente complicata, un avversario molto difficile. È arrivata una sconfitta anche in quel di Udine contro la Libertas, che dopo un primo quarto complicato
è andata a gonfie vele. Adesso vediamo quale sarà la reazione di una Ponzano che deve fare i conti anche con un po' di sfortuna, perché dopo gli infortuni durante la preparazione dei mesi scorsi, ricordiamo l'infortunio a Chiara Camporeale che ha portato poi subito all'arrivo di Giovanna Martinez. Intanto sta per iniziare la partita con Egvo che va al primo possesso per Ponzano. Diciamo si è due infortuni, quello di Deste, che l'infortunio alla mano che si è per forza, che si risolverà tanto sbaglia Micoli il primo tiro della partita, contropiede subito di Mantova con Llorente che va dentro e va subito a prendersi il fallo e il canestro realizzato. Non parte proprio bene questa partita per Ponzano. Dicevamo l'infortunio di Deste che si sapeva già, ma a aggravarsi la situazione c'è stato anche l'infortunio nei giorni scorsi di Anna Rescifina, uno dei talentini, dei gioielli arrivati grazie alla collaborazione con Reyer. Intanto Llorente segna il terzo punto della partita, 3-0 per Mantova che parte fortissima in questa gara. E adesso quindi rotazione ridotte, c'è la giovane Rossi ad allungare le rotazioni per Nicolas Zanco, sbaglia intanto Leonardi e poi c'è la palla contesa che andrà a premiare proprio Mantova. Quindi rotazioni ridotte, partita che si presenta in grandissima ascesa per la formazione di coach Nicolas Zanco. Quindi possiamo entrare in cronaca, 9:15 sul cronometro, il possesso per la formazione ospite che con Antonelli fa uscire adesso dai blocchi la tripla che non va, il rimbalzo che viene sporcato. La tripla era di Giulia e la palla che naturalmente, scusate, di Giulia Monica, e la palla che è rimbalzata due volte sul ferro ed è uscita sul rimbalzo. L'ultima a toccare è stata una giocatrice del Mantova e quindi Ponzano prova a sbloccarsi. È già passato un minuto di gioco e sono già due gli attacchi provati dalla formazione biancoverde senza fortuna. Il blocco di Egvo per far passare Zitkova, si attende molto da lei dopo due gare sicuramente in chiaroscuro. Ancora Micoli, tiro da 3 punti, vediamo se trova qualcosa. C'è rimbalzo conquistato da Francesca Leonardi, 0 su 2 finora dall'arco i tentativi di Costanza Micoli. C'è il fallo segnato proprio a Giulia Monica, è il primo fallo della partita per la formazione ospite. Rimessa da fondo con Zitkova che si incarica della rimessa, il play che arriva da Ariano Irpino e che da qui ci si attende sicuramente molto di più. Il tiro di Zitkova, eccola la risposta di Teresa Zitkova, la tripla del pareggio per la Schiavon Ponzano che va quindi a impattare a quota 3. Ora vediamo la risposta di Mantova con Llorente che va a sfidare Egvo, Iannucci che deve contenere l'attacco di Bernardoni, palla recuperata da Ponzano con Iannucci che può andare fino alla fine e va a depositare il primo vantaggio di Ponzano. Mantova non ci sta e c'è subito il time out richiesto da coach Massimo Borghi, a cui non è piaciuta la reazione dopo il vantaggio iniziale, quindi dopo 1 minuto e 40 c'è subito il time out. Chiaramente Mantova non vuole ripetere quello che è successo sia a Moncaglieri che a Udine con la partenza sprint di Ponzano, che nella prima occasione era andata avanti 11-2, nell'occasione invece per quanto riguarda invece la partita di Udine addirittura è andata sull'11-0 per poi farsi rimontare già prima della fine della prima sirena, quella del primo quarto. E quindi adesso coach Borghi vuole parlarci su, ha fatto un time out più motivazionale che altro, di grande attenzione. E adesso invece vediamo come uscirà Mantova e come reagirà Ponzano, perché chiaramente questa sarà una partita molto importante. C'è chi l'ha ribattezzata, è già una sfida a salvezza tra queste due società. Mantova ha già 2 punti in classifica, Ponzano è ancora secco ed è la seconda partita in casa. Chiaramente rispetto agli avversari che hanno affrontato queste due formazioni sono, diciamo, una partita per entrambe abbordabile, quindi è chiaro che chi perderà avrà un rimorso in più. E adesso ancora torniamo subito in presa diretta con Llorente che prova a far partire contro Egvo, la scarico per il tiro sbagliato, il rimbalzo che premia Zitkova. Importante aver preso questo rimbalzo per Ponzano. Zitkova
che prova a impostare, vuole il gioco, vuole il blocco della sua lunga Teresa Zitkova, che va fino alla fine, va a scaricare per Iannucci, che trova ancora una buona penetrazione. Iannucci si gira, deve scaricare, si prende un fallo molto importante, questa iniziativa personale di Iannucci. Fallo di Bernardoni, se non abbiamo visto, no, il fallo di Llorente, ci scusiamo, fallo di numero 4 Florencia Llorente, e 2 tiri liberi per Federica Iannucci. Si prende anche qualche centimetro per tirare il proprio tiro libero a segno Federica Iannucci. Secondo tiro libero per Iannucci, che fa un importante 2 su 2, 7-3 per Ponzano, che quindi aveva risposto bene alla partenza lanciata di Mantova. Ora si gira ancora la palla per Monica, gira per Ruffo, ancora il pallone per Antonelli. Monica fa lo show difensivo, si chiude bene, poi prova a forzare un tiraccio da parte di Monica, la palla che non tocca niente, quindi rimessa in favore di Ponzano. 7:25 sul cronometro, con Ponzano che ha 4 punti di vantaggio. Si alza un po' anche il tifo del pubblico di fede biancoverde. Ancora Miccoli ci crede, prova la tripla, non va al rimbalzo, che premia ancora Llorente. Corre Bernardoni che va tu per tu, poi porta la palla in fondo al campo, la tripla da parte di Antonelli, che non tocca niente neanche questa volta. Poi Llorente pesta la linea prima di rimettere la palla in campo, e quindi c'è la rimessa in favore di Ponzano. Percentuali basse da una parte e dall'altra, con Mantova che sta impostando sicuramente la partita in fase molto attenta. Ci prova Zitkova, a segno Teresa Zitkova. Se aspettavamo una risposta da parte della play ceca in questi primi 3 minuti e mezzo, è arrivata 9-3 e già 5 punti per Zitkova. Ancora Llorente, la stoppata di Egvo, che va a cancellare il tentativo di gancetto da parte di Llorente. Restano 10 secondi per l'attacco della formazione lombarda. Ricordiamo che tra l'altro in Lombardia proprio da ieri è stata interrotta tutto lo sport dilettantistico, ma non regionale, e non quello però nazionale, quindi Mantova è riuscita ad arrivare fino qui a Ponzano per disputare la sua partita. Si attendono chiaramente le novità che sono previste per domani dal nuovo DPCM del governo. Vedremo cosa succederà. Ora c'è il fallo commesso da Egvo con 2 secondi sul cronometro. Peccato, perché Ponzano aveva difeso egregiamente su questo possesso. C'è il fallo commesso dalla difesa biancoverde, quindi altri 14 secondi sul cronometro per Mantova. Grande intercetto di Miccoli, che può correre e se ne va a sfidare ancora Iannucci, che si protegge con il ferro e va a depositare il suo 6° punto. 11-3, e adesso vediamo se da questa quota 11 Ponzano riesce a fare lo step, il passo in avanti che si preannunciava. Ora c'è il fallo di Iannucci su Bernardoni, eccesso di zelo da parte di Federica Iannucci. Bernardoni è andata anche a cercare un po' di esperienza il contatto. Iannucci è stata tentata dalla stoppata, invece regala 2 tiri liberi alla formazione biancorossa di Mantova, con Bernardoni che va in lunetta e va a segnare solo rete per lei. 11-4, si smuove il punteggio per Mantova, che segna anche questo. 11-5, 3 dei 5 punti segnati da Mantova sono arrivati dalla lunetta. Ponzano finora sta reagendo bene dal punto di vista della tenuta difensiva. Sbaglia ancora Miccoli, a cui il ferro oggi non la sta chiamando bene. Ancora Llorente, qui c'è il fallo vediamo chi viene fischiato il fallo di Miccoli, che dovrebbe essere il secondo fallo, ed è una bruttissima notizia per coach Nicolas Zanco, che è costretto a togliere il capitano di Ponzano
chiede spiegazioni Costanza Miccoli, ma non si è mai visto che sia tornato indietro su una decisione. È l'unica speranza che il metro possa essere tenuto uguale per tutto il resto della partita. Adesso ancora tiri liberi per Mantova, che va a segno. È già il quarto tiro libero tirato da Mantova in questo avvio di partita. 5:40, si gioca con la partita molto frammentata. A segno Llorente. Quinto tiro libero segnato da Mantova. È ora attenzione alla zone press tentata da Mantova. Leonardi senza fretta si mette in proprio e cerca di iniziare il primo attacco della formazione bianco-verde. C'è subito il recupero di palla da parte di Bernardoni sullo scarico di Leonardi. Ancora Llorente che va a giocare in 1 contro 1 contro Egvo. Il tiro al rimbalzo di Celani che fa un grande tagliafuori e adesso può dare la palla a Zitkova, che rischia di perderla sul pressing di Bernardoni. La deve tenere. C'è il fallo fischiato a Zitkova. Ci sembra che anche questa decisione hanno fischiato due cose diverse. No, hanno fischiato entrambe la stessa cosa. Fallo del numero 23 Teresa Zitkova, e saranno tiri liberi per Mantova, perché il bonus per Ponzano è già ampiamente esaurito e, come dicevamo, Mantova si sta tenendo in piedi con i tiri liberi. Saranno già 7 con questi tirati, i tiri liberi tirati dalla formazione mantovana. E questo quota 11 sta diventando un vero e proprio tabù per Ponzano. Ritorna per la terza volta in altrettante partite. E intanto c'è Bernardoni che va dalla linea della Carità a segnare. È precisissima Mantova dai tiri liberi. 11-8. Ancora liberi per Mantova, che va a segno. 11-9 dall'11-3, 6-0, parziale aperto, tutto di tiri liberi per Mantova, che quindi ha sfruttato al meglio l'occasione. Che questi sono falli. Arriva il fischio da parte dell'arbitro, che chiaramente fallo del numero 41 Alice Marchi, e c'è la rimessa dal fondo. È chiaro che la partita adesso ha preso una piega anche a livello di contatti abbastanza chiara, quindi vedremo se verrà. E qui Ponzano va a buttare via la palla. Sì, come nelle altre due partite, dopo 2-3 minuti di grande basket, Ponzano spegne la luce alla prima difficoltà, il primo fischio contro. Arrivano le difficoltà per la squadra di Zanco, e allora adesso riparte con Marchi. Mantova che ha la palla per il pareggio, anche per il vantaggio. La butta via Marchi, che non legge bene il movimento sul blocco della compagna. 4:40, ancora 2 punti di vantaggio per Ponzano, che deve provare a reagire a questo primo momento difficile della partita. Mantova che alza la difesa, Leonardi va da Egvo, poi si va subito da Zitkova, che deve usare bene questo movimento spalla canestro. Ci sono falli reiterati su Iannucci, poi prova ancora Zitkova da 3, la palla che viene recuperata da Egvo in rimbalzo in attacco, molto importante. Zitkova si mette in proprio, va da Leonardi che vuole attaccare la linea di fondo, lo scarico per Zitkova, c'è ancora tempo per l'attacco di Ponzano, va dentro Zitkova fino alla fine, grande entrata di Teresa Zitkova, ed è questa la giocatrice che vogliamo vedere, la giocatrice di cui ha bisogno Ponzano. 13-9, si sblocca Ponzano, c'è il fallo di Leonardi, si è fatta bruciare Leonardi nell'1 contro 1 da Giulia Monica, e quindi altro giro in lulletta. Intanto c'è il cambio per Mantova, esce Ruffo, entra con il numero 8 Gatti, e intanto altro giro in lunetta per Mantova, che sta facendo esercizio di tiri liberi in questi primi 6 minuti di gara. Sbaglia, ed è già anche questa una notizia, il primo tiro libero sbagliato della partita di Mantova dopo 8 tentativi. A segno il secondo, siamo già a 9 tentativi dalla lunetta per Mantova, che con Zitkova, che poi, ecco, queste non sono le cose che deve far vedere Ponzano. Bruttissima la palla persa,
un regalo, è un play, non può assolutamente fare queste cose, soprattutto le compagne devono aiutarla. Mantova è tornata in partita e, come si diceva, è un déjà vu, la partita già vista e rivista. Abbiamo superato, scollinato quota 11, ma la partita, il vantaggio di Ponzano, gli 8 punti di vantaggio si sono già dilapidati. 13-12, 3:49 da giocare in questo primo quarto, che abbiamo detto è stato caratterizzato dai tanti falli fischiati a Ponzano. Siamo già a 6 falli fischiati a Ponzano contro gli appena 3 fischiati a Mantova, ma con il dato addirittura che vi abbiamo segnalato dei tanti tiri liberi segnati da Mantova. Mantova che ha segnato appena 2 canestri dal campo, questo sicuramente gentile omaggio di Teresa Zitkova, una palla persa sanguinosa. Adesso vediamo come uscirà da questo time out la play ceca, che aveva fatto un buon inizio di partita con 7 punti, 6 punti per 7 i punti per Zitkova, se li sono divisi lei e Iannucci i punti di Ponzano. Dall'altra parte 5 punti per Llorente e 4 per Bernardoni in questo primo avvio di partita. Si riprende a giocare, 3:49 di questo primo quarto di partita. Zitkova per Leonardi sul press, questa volta superata senza problemi il primo sbarramento, si va da Iannucci, poi da Ivo, la palla dentro per Leonardi che deve andare a segnare. Bellissimo questo attacco di Ponzano, che ha affrontato molto bene il press di Mantova e l'ha superato in maniera efficace. Ora il fallo di piede commesso da Zitkova, che sta reagendo bene alla palla persa. Intanto buona anche la reazione di Ponzano, che è riuscito a trovare subito il canestro dopo l'uscita dai time out. Una bella reazione da parte della squadra di Nicolas Zanco. Ora vediamo invece la squadra di Massimo Borghi come risponderà al nuovo tentativo di allungo di Ponzano. Ancora la penetrazione di Marchi sulla linea di fondo, lo scarico bellissimo per Gatti, che arriva come un treno a rimorchio, trova un buco nella difesa di Ponzano e Celani non può fare altro che abbassare la clava e fare fallo naturalmente evidentissimo. Altri 2 tiri liberi per Mantova, tantissimi tiri liberi per la formazione mantovana, che ora va a tirare con Laura Gatti. Sbaglia il primo, si abbassano le percentuali che erano perfette fino a qualche giro fa per la formazione lombarda. Altro tentativo a segno solo Retina. 15-13, c'è un possesso solo. Ora il pallone per Celani, che prova a superare il pressing di Mantova, e Leonardi che vuole il blocco di Egvo, va a restarsi in mezzo all'aria. Grande rimbalzo di Egvo, che poi si mette in proprio, va ad appoggiare al tabellone da sfortunata con il pallone che non ne vuole sapere di entrare dentro la retina. Pallone per Bernardoni contro Iannucci, fallo di Iannucci. Ci sembra fin troppo fiscale, perché su questi contatti stanno fischiando i respiri da una parte e pochissimo dall'altra. Dentro l'area di Mantova succede un po' di tutto, qui un po' niente, ma comunque 2 tiri liberi per ancora Bernardoni, tantissimi tiri liberi per Mantova. A memoria non andiamo veramente a ricordarci un primo quarto con così tanti tiri liberi a favore di una squadra. Poi naturalmente ve li diremo, dovrebbero essere ormai già 12 i tiri liberi tirati da Mantova. Palla persa ancora sul pressing da parte di Ponzano, che ora con Llorente, che può andare in 1 contro 1, va dentro e trova anche l'azione da 3 punti. E ci dispiace dirlo, ma è purtroppo un déjà vu. Ponzano è sparita dopo l'ottimo inizio, qualche sprazzo, ma Mantova ha messo la freccia, e se il copione è quello delle altre partite noi ci auguriamo di no, ma la strada è pressoché segnata. Dal 15-11, altro un parziale di 7-0 per le ospiti, che hanno reagito alla grande. Ora la palla persa, sono 2 in meno, prova ad andare dentro Rossi, che è sfortunata, rimbalzo di... Vedete, qui non si può non fischiare, perché
con tutta la bontà, se si fischiano i respiri da una parte, se non fischiare anche dall'altra. Qui c'era un altro fallo su Leonardi, non fischiato, bravo Francesca Leonardi, ma il metro non è uguale, ci dispiace dirlo, ma si deve applicare lo stesso metro da una parte e dall'altra, anche se da una parte ci sono delle ragazze giovani, bisogna assolutamente fischiare. I contatti sono uguali da una parte e dall'altra, non si capisce perché da una parte si fischia e dall'altra no. Rimessa per Ponzano, che nel frattempo approfitta di un'altra palla persa per Mantova. Pallone con Rossi che prova a dare la palla a Celani, che esce dal pressing, e ora gioco organizzato per Zitkova, che dà la palla dentro a Leonardi, che va dentro, si divora un grande canestro, poi c'è il fallo ancora su Leonardi, che si va a prendere almeno questi 2 tiri liberi. Qui è arrivato il fischio. C'è il cambio, entra il numero 9 Cristiana Petronio, esce la numero 16 Bernardoni, protagonista di una buonissima gara finora, 6 punti per lei, mai noi come i 9 di Llorente, decisiva finora la lunga di Mantova. Leonardi a segno, impatta Ponzano a quota 18, ma Ponzano ha anche già il problema di falli di Iannucci e Miccoli, che sono fuori con 2 falli. A segno Francesca Leonardi, 19-18, rimette la testa avanti la formazione di coach Nicola Zanco. 1 minuto e 40 per arrivare alla prima sirena di questa partita. Buona la difesa di Rossi, ancora la palla gestita da Marchi, prova a penetrare Marchi, lo scarico per il tiro in angolo che va a segno. Bello il tentativo di Petronio, appena entrata subito, molto buona la azione della numero 9 di Mantova. Intanto altro grande rimbalzo conquistato da Ponzano, poi Zitkova prova a innescare Celani sotto canestro, pallone troppo alto, e cambio nelle file di Mantova, che nel frattempo è tornata in vantaggio. Rientra Ruffo ed esce Llorente. Ottima gara finora per lei, punteggio già altissimo, 20 punti segnati da Mantova, 19 da Ponzano. Siamo sicuramente a cifre da basket maschile più che femminile. Attenzione, ancora il tentativo da parte di Pastore, che prova a dare, qui c'è il contatto e c'è il fallo in attacco. Ottimo questa volta la lettura difensiva da parte, fallo di Gatti, ottimo il lavoro difensivo di Celani. E adesso c'è la rimessa in favore di Ponzano, sempre con Zitkova che dà la palla a Leonardi, poi ancora Zitkova deve superare questo fronte di pressing che sta creando non pochi problemi. Ancora chiede gli 8 secondi la panchina di Mantova. In effetti siamo in una situazione di vediamo se viene cambiata la decisione, ed è così. Ci sentiamo di dire che anche qui una decisione che è stata presa dalla panchina di Mantova. Chiede informazioni Nicola Zanco, ma non viene assolutamente ascoltato. Ci continua a tenere dei dubbi questa direzione arbitrale, almeno per come è stata gestita finora la partita. Speriamo che possa adeguarsi con lo stesso metro. Bomba intanto di Mantova, il rimbalzo conquistato da Egvo, che riesce a recuperare il pallone, lo dà a Zitkova, deve correre, qui c'è fallo non fischiato ancora. Bomba di Leonardi, di tabella, non va, rimbalzo di Rossi, e qui adesso 2 decisioni diverse da parte degli arbitri. L'arbitro sotto ha fischiato, ha dato palla bianca, e anzi al contrario, rossa, invece l'arbitro ha postato qui sotto, ha dato palla bianca. Rimessa in attacco per Ponzano, 23 secondi per arrivare all'intervallo lungo, scusate, al primo intervallo della partita. Grande palla per Egvo che si alza e va a segno. Alessia Egvo, primi 2 punti per lei, e Ponzano che mette il naso avanti in questo primo quarto. 10 secondi, vediamo se c'è la palla, infrazione di passi, ottima difesa di Zitkova,
e Ponzano che avrà anche l'ultimo tiro del primo quarto. Naturalmente sul press di Mantova bisognerà vedere cosa riuscirà a fare Ponzano. Pallone per Egvo che prova il pallone, la palla è fuori e non c'è più tempo. Finisce così il primo quarto, 21-20 per Ponzano, un primo quarto insomma dove si è lottato. Ponzano era andata avanti 11-3, poi c'è stata la reazione di Mantova che finora ha approfittato di una caterva di tiri liberi concessi dalla coppia arbitrale, Metro che fin qui non ci ha convinto. Però la partita è viva e speriamo che Ponzano adesso riesca a fare il passo in più rispetto a quello che aveva fatto nelle prime due uscite, quando poi dopo un ottimo primo quarto si era un po' spenta. Noi ci risentiamo tra 2 minuti quando vi racconteremo le emozioni del secondo quarto di Ponzano-Mantova. Torniamo in diretta dalla Palaciconia dove si è chiuso il primo quarto sul risultato di 21-20 per Ponzano, punteggio anche molto alto, gara molto intensa tra queste due squadre. Ponzano che ha dovuto fare i conti con 9 falli fischiati solo nel primo quarto contro i 5 fischiati a Mantova, quindi quasi doppiata a livello di falli la formazione bianco-verde. Ora vedremo Zitkova, pallone per Leonardi che prova ad andare un 1 contro 1, è costretta a scaricare. Ora Zitkova deve mettersi in proprio, prova la penetrazione, il tiro è forzatissimo. Il rimbalzo da parte di Gatti che va a impostare il gioco, contropiede veloce da parte della formazione biancorossa che poi si ferma e chiama il gioco testa. Buona la difesa di Ponzano che prova a lottare, la palla rimane lì e questa volta la difesa di Zitkova porta a una palla contesa che per la regola del possesso alternato premia ancora Mantova. Rimessa da fondo per Giulia Monica che chiama adesso lo schema, sta un po' tergiversando, poi la palla ancora per il tentativo di Gatti che va a tirare, sbaglia, rimbalzo di Leonardi che poi la dà subito a Zitkova che predica calma, non vuole alzare i ritmi Teresa Zitkova, poi deve sfidare Antonelli dentro per Egvo. Che bello questo gioco tra Zitkova e Egvo, gioco alto-basso con un pick and roll laterale e Ponzano che ritrova 3 punti di vantaggio. Ora Gatti esce dai blocchi, attenzione dall'altra parte, pallone dentro, molto bello per Petronio che si divora un canestro già fatto, graziata Ponzano da questa altrettanta bella azione da parte di Mantova. Zitkova si mette in proprio, va fino alla fine, c'è il fallo e non è premiata, neanche fortunata Teresa Zitkova, un'altra giocatrice però sicuramente sta crescendo. Il play ceco arrivato in estate dopo l'esperienza l'anno scorso ad Ariano Irpino e 2 tiri liberi per Teresa Zitkova. Vediamo Ponzano che oggi è priva di Anna Rescifina che si è
infortunata durante un allenamento. Nei prossimi giorni gli esami strumentali ci diranno, intanto fa 1 su 2 Zitkova, l'entità dell'infortunio che sembra purtroppo grave. Bello intanto l'anticipo da parte di Rossi che va fino alla fine e a segno. Maria Rossi con coraggio, la giovane del vivaio Reyer, 26-20. Bomba intanto tentata da Mantova, gran bomba segnata da Monica. Bomba tra l'altro in faccia, bomba importantissima perché ridà fiato a Mantova che ora si mette in zona, prova Rossi sulla scia del buon canestro del precedente a mettersi in proprio il pallone dall'altra parte, la butta via questa volta Antonelli e la palla che viene recuperata da Ponzano. 26-23 per le biancoverdi che stanno trovando minuti di qualità dalla giovane Rossi. Una piacevole sorpresa, la numero 4 che come tante altre giovani è all'interno di questo progetto. La zona 3-2 proposta da Mantova con il pallone che viene dato ora a Egvo dentro per Celani che viene stoppata, cancellata da Antonelli. Palla recuperata da Monica che prova ad andare da sola, si difende, poi si va ancora da Antonelli che chiama lo schema pollice, si prova a far uscire dai blocchi Gatti, invece si sceglie ancora Monica. Buono questo show difensivo da parte di Ponzano, ancora palla recuperata da Rossi che se ne va, pallone che ora deve essere gestito con calma. Leonardi dentro la transizione per Egvo che prova a mettersi in proprio, scarica fuori per Celani. Pallone ancora per Leonardi che è dentro il pitturato, decide di uscire, poi si va da Zitkova, ancora la penetrazione, c'è il raddoppio sistematico su Zitkova che poi si inventa un arcobaleno, grande rimbalzo di Rossi che deve tenerla lì, non perderla, peccato, sfortunatissima la piccola e la giovane Rossi. Attenzione, pallone con Gatti che viene dimenticata da Celani, poi fa un grande movimento Gatti. Come vedete non arrivano fischi in questo secondo quarto, c'è solo un fallo fischiato a Mantova. Rossi, ecco qui l'abbiamo un po' chiamato, fallo fischiato a Gatti ed è il momento di Giovanna Martinez e c'è il cambio per Ponzano, esce Celani, entra Martinez, ci aspettiamo tanto anche da Giovanna che l'anno scorso ha avuto una buonissima esperienza giocando pochi minuti ma un'esperienza importante con la Virtus Bologna in Serie A2, è una ragazza che in questo campionato può sicuramente dire la sua. Ancora Rossi, lo scarico per Zitkova che non se la sente di tirare da 3, poi va ancora da Rossi che gira il pallone per Martinez, pallone che viene girato molto bene, Zitkova è libera, piedi per terra, bella questa azione di Ponzano, bomba di Teresa Zitkova che riporta più 4 le sue. Grande partita finora della play ceca che è già in doppia cifra. Ora Llorente contro Martinez, vediamo se Martinez riesce a tenere il passo. È stata buona penetrazione di Bernardoni sulla linea di fondo, non riesce a tenerla Rossi che comunque ha fatto molto bene fin qui. 29-27, partita più equilibrata, ancora Rossi sull'anticipo di Bernardoni. Martinez, Zitkova prova a partire, c'era forse l'infrazione di passi, il pallone per Rossi che non ha paura di tirare da 3, il rimbalzo che premia ancora la maglia numero 16 di Bernardoni, il pallone dentro per Gatti che deve vedersela con Egvo, anzi no scusate, per Llorente. Bello il confronto tra Llorente e Egvo, con Egvo che prima o dopo avrà bisogno di qualche minuto di fiato, così come Zitkova. Sono già 15 minuti che sono in campo le due giocatrici di Ponzano, così come Leonardi che va dentro, forza e va a segnare. Grande canestro di Francesca Leonardi che chiede a sua volta il cambio. Qui bisogna andare a provare ad attingere dalla panchina, dove naturalmente Ponzano in questo momento ha il problema di Iannucci e Miccoli con 2 falli. Ora il pallone per Llorente che la dà fuori per la penetrazione sulla linea di fondo, su cui Martinez spende un fallo. Cambio, esce una più che positiva Maria Rossi, molto bene per lei.
questo esordio in Serie 2 con la maglia di Ponzano. Molto brava. Rimessa da fondo di cui si incarica Giulia Monica, pallone per Llorente che sbaglia il primo ma non sbaglia il secondo. 4:33, 31-29 per Ponzano, che riesce a mantenere la testa avanti. Leonardi per Martinez che si mette in proprio, si alza, sbaglia, grande rimbalzo di Carraro, è entrata anche lei, giovane, ancora Martinez. Leonardi deve provare a inventare qualcosa. Il tiro di Carraro che per poco non inventa un eurocanestro. Non è fortunata la giovane del Vivaio Reyer, e ora Mantova alla palla del possibile pareggio o del nuovo vantaggio al tiro che viene naturalmente forzato da Mantova, che non è fortunata e sul rimbalzo non riesce a trovare il possesso. La formazione mantovana, c'è il time out richiesto da coach Massimo Borghi. 3:56 per arrivare all'intervallo lungo, l'intervallo un secondo quarto che è andato via un po' più rapido del primo dopo i 14 falli fischiati nel primo quarto. Adesso ne sono appena 3 in 6 minuti, quindi sono stati ridotti i fischi, la parità è riuscita ad andare via un po' più serenamente. Ponzano ha 2 punti di vantaggio e una buonissima Teresa Zitkova a livello realizzativo. Dall'altra parte spicca una super Llorente per Mantova già con 11 punti, e gara che si sta incanalando sul binario dell'equilibrio, e già questo sicuramente è un buon segnale per Ponzano, che sta facendo un passo in avanti rispetto alle prime 2 uscite, quando invece qualcosina non era funzionato, c'era stato un blackout dopo i primi 10 minuti di gioco. Stiamo allungando un po', e questo è un bel segnale del lavoro che sta facendo coach Nicolas Zanco con queste ragazze. Ricordiamo un gruppo nuovo, dall'anno scorso sono rimaste solo Leonardi e Miccoli, un gruppo completamente nuovo con tantissime giovani, frutto anche, diciamo così, dell'accordo con Reyer Venezia, che mette a disposizione tante giovani, gli dà l'opportunità di mettere il naso in questa categoria, la 2, e per alcuni, come ad esempio Leonardi, anche di mettere minuti importanti già in Serie 1. Questo è sicuramente un investimento importante per una società leader in Italia, in Europa, come è la Reyer. Ma si ritorna a giocare con la palla che viene data a Egvo, che deve superare la metà campo, la cede a Martinez, che ora vuole andare col consegnato a Zitkova, superato quindi senza problemi il pressing, ancora i consegnati per Zitkova, che non vuole darla alla Egvo, sbaglia, bisognava provare a tirare. Pallone dall'altra parte per Bernardoni, che si ferma, decide di giocare contro la difesa schierata. Naturalmente sarà importante per Ponzano nella ripresa avere un contributo da Miccoli. Grande canestro da parte di Giulia Monica, che supera anche le leve altissime di Egvo, e c'è il pareggio di Mantova, quota 31 pari al Palaciconia, quando ci sono 3 minuti da giocare per arrivare all'intervallo lungo. Leonardi ancora prova ad andarci su dentro lei per Egvo, scaricata un missile, prova ad andare dentro Zitkova, lo sbaglia. Attenzione, il pallone per Bernardoni, che va dentro a dare una palla difficilissima alle compagne. Ancora in qualche modo Mantova se la cava, e ancora la palla per andare nuovamente in vantaggio. Pallone troppo facile, grande palla intercettata da Egvo, che questa volta usa bene le sue leve. Carraro per Martinez, che si ferma. Giovanna Martinez blocca adesso per Zitkova. Saranno di nuovo i punti di Zitkova. Pallone per Carraro, vogliono Leonardi in post basso, riceve adesso il talentino di Scuola Reyer, che viene raddoppiato, ma poi deve forzare la conclusione. Voleva probabilmente il fallo, ma non veniva fischiato nel primo. Gran canestro intanto di Bernardoni, che si fa tutto il campo, e adesso c'è carenza di ossigeno per Ponzano, che deve resistere dal nuovo tentativo di sorpasso e di stacco da parte di Mantova. Chiaramente in questo momento Ponzano ha Egvo
Zitkova e Leonardi in campo dall'inizio, perché naturalmente Miccoli e Iannucci hanno già 2 falli e non ci si può permettere chiaramente di perderle per quando la palla sarà più importante, quando la palla scotterà nei secondi 20 minuti. Ora coach Nicolas Zanco sta naturalmente provando a spingere un po', anche a emozionare un po' le sue ragazze, spingerle un po' da questo punto di vista, mentre dall'altra parte Mantova adesso vorrà provare a sfruttare una spia di riserva evidentemente accesa per Ponzano, per provare naturalmente a dare uno scossone alla partita. 33 per le ospiti, 31 per le padrone di casa, 31 Ponzano, 33 Mantova. La rimessa si ripartirà con 2 minuti e 6 secondi sul cronometro generale, con Mantova che andrà subito con questa difesa lunga e forte per mettere in difficoltà Ponzano fin dal primo possesso. La rimessa andrà a essere battuta ancora da Zitkova. E vediamo una Egvo visibilmente già molto provata da questi 18 minuti in campo, ma chiaramente Ponzano, come dicevamo, con evidenti problemi di rotazioni, nonostante le ragazze giovani a disposizione, perché senza Camporeale, Deste e adesso anche Rescifina, tanti infortuni che sicuramente hanno condizionato non poco l'avvio di stagione di Ponzano. Zitkova, pallone per Martinez che deve alzarsi da 3 punti, secondo ferro, rimbalzo di Zitkova, nulla fischiato. Adesso arriva il fischio, perché anche la panchina di Ponzano si fa sentire e ci sentiamo di dire che non possono arrivare i falli a chiamata. Questo era un fallo evidentissimo della difesa di Mantova, generosa nel tentare di fermare Zitkova. Rimessa per la formazione di Ponzano, con Mantova che si è rimessa a zona. Carraro prova a impostare lei, si va da Leonardi che va da Zitkova, ancora la penetrazione di Zitkova, fuori per Martinez che deve darla a Leonardi, no, si mette in proprio ma sbaglia. C'era Leonardi libera sull'arco che forse aveva un tiro un po' più semplice. Bernardoni imposta la transizione, si va da Petronio che preferisce andare ancora da una delle giocatrici migliori. Attenzione, buono il pallone per Llorente contro Egvo, forse qui c'era fallo, sentiamo di dire. Anche c'era completamente un fallo di Egvo su... Ora c'è il fallo della difesa, fallo del numero 8 nel tentativo di portare via palla a Zitkova. 1 minuto e 07, c'è entrata in bonus adesso Mantova. Leonardi consegna a Zitkova che gli riconsegna il pallone. Ponzano deve recuperare 2 lunghezze in questo possesso, ancora da Carraro. Ponzano è ferma a quota 31 da un po', bella il pallone per la circolazione esterna. Zitkova da 3 punti, secondo ferro, c'è rimbalzo preso da Egvo che va a segno con il gioco da 3 punti. Grande giocata di Alessia Egvo che ha resistito a una evidente trattenuta della canottiera sul rimbalzo e adesso converte un importante gioco con il fallo. Vediamo se riesce a completarlo con il tiro libero aggiuntivo che va a segno. E poi c'è un fallo ingenuo commesso da Martinez a rimbalzo che sprende già il secondo fallo. Ha rischiato moltissimo Giovanna Martinez perché con la palla non in gioco ha rischiato anche il fallo antisportivo. Ponzano che rimette la testa avanti, 34-33. Siamo nell'ultimo minuto di questo primo tempo che è stato sicuramente anche divertente. Il pallone che viene gestito da Llorente che sbaglia praticamente un rigore, non da lei, e c'è il fallo della stessa Llorente. No! C'è la palla persa da Ponzano, scusate, ci correggiamo. C'è la palla persa da Ponzano sul pressing della formazione mantovana. Ha visto un tocco della linea l'arbitro in basso. Attenzione, ancora il pallone per Bernardoni, pallone che Bernardoni vuole gestire sotto per buon fallo commesso questa volta da Anita Carraro. Terzo fallo di squadra ci sembra, nonostante ce ne siano 2, ci sembra dovrebbe essere il terzo fallo di squadra per Ponzano.
anzi è già in bonus dopo questa, è già in bonus Ponzano. ...30 secondi per arrivare, non ci potrebbe nemmeno camminare sulla rimessa. Buono intanto la difesa di Egvo, palla che viene gestita da Ponzano, che non è in bonus, diciamo, quindi sono 3 giustamente i falli di squadra. Ancora Bernardoni, prova a partire su Carraro, e fallo speso da Carraro, che non riesce a tenere l'1 contro 1 e concede altri 2 tiri liberi a Mantova. Poi sarà l'ultima azione, l'ultimo tiro del primo tempo per Ponzano, con Bernardoni che va a impattare a quota 34, anche per Bernardoni già 11 punti, ottima prestazione di Bernardoni, segna anche il secondo, vantaggio per Mantova e Ponzano che ha l'ultimo tiro di questo primo tempo. Carraro, pallone per Zitkova, 14 secondi per andare al tiro, 10 ora, vediamo cosa decide di fare Zitkova. 7, 6 secondi, 5 secondi, 4 secondi per Zitkova che prova un arcobaleno che non va da nessuna parte. Finisce il primo tempo con Mantova avanti di una sola lunghezza, 35-34, partita che si deciderà quindi negli ultimi 20 minuti, con Ponzano che potrà potrà rigiocare le sue carte con Miccoli e Iannucci, che potranno tornare in campo dopo i pochi minuti giocati nei primi 20, e poi vedremo che cosa ci regalerà questa seconda parte di partita. Per il momento all'intervallo lungo il risultato dice Ponzano 34, Mantova 35. Noi ci risentiamo tra una decina di minuti circa per raccontarvi le emozioni della ripresa di questa gara.
Ben ritrovati al Palaciconia, sta per iniziare la ripresa di questa terza giornata del campionato di Serie 2, il girone nord, con questa gara che ora recita il tabellone 34 pari, prima era 34-35, non so se c'è stata una correzione in corso d'opera, dopo che cercheremo di capire qual è stata, se c'è stata una correzione del punteggio da parte del tavolo. Capiremo poi naturalmente nel corso dell'inizio della partita se magari dopo l'intervallo c'è stata una review del punteggio, ma comunque vediamo che un po' di risultati dagli altri campi. Quando sta per iniziare la sfida in tempo reale c'è supplementare tra Sanga e Sarcedo 81 pari, Bolzano sta vincendo, Finese sta vincendo Bolzano 61-51, e poi è in corso la partita tra Cagliari e Spezia, con Spezia avanti 33-17. Vediamo che cosa sta succedendo al tavolo. C'è un momento di stop sul discorso probabilmente sul referto, sul punteggio, perché il punteggio recitava 35-34 per Mantova all'intervallo. Ora vediamo un 34 pari all'intervallo. Chiedono spiegazioni i dirigenti delle due società, non si riprende a giocare. Allora noi vediamo intanto un po' di dati di questo primo tempo, che è stato comunque importante e divertente. Andiamo a vedere intanto un po' di punti. Ponzano a Iannucci con 6, Leonardi 8, Egvo 7, 11 di Zitkova, 2 di Rossi. Per quanto riguarda invece Mantova abbiamo 7 punti di Llorente, 12 di Bernardoni, sicuramente tra le migliori per la formazione lombarda, 8 di Monica, 4 di Gatti, 2 di Petronio e 2 di Marchi. Queste intanto un po' delle cifre del primo tempo che vi avevamo lasciato con il risultato di 35-34 per Mantova, e invece ora è stato registrato con un 34 pari, quindi c'è da capire se probabilmente un tiro o è stato perso un tiro libero da parte del tavolo. C'è un conciliabolo al tavolo tra gli arbitri e gli ufficiali di campo. Anche per loro c'è da riprendere un attimino il feeling con il campo dopo naturalmente dopo la lunga interruzione dei campionati. Cioè, lungo conciliabolo. Anche con i dirigenti di Mantova si sta cercando di capire cosa sta accadendo, che probabilmente la segnalazione è stata fatta dal tavolo a chi segue il tabellone. C'è un punto che balla, insomma, in una partita così fosse stata poi finale, sarebbe stata una situazione un po' particolare. Ora noi non abbiamo ottenuto il riscontro cronologico dei canestri. Resta però il fatto che siamo secondo il tabellone 34 pari, secondo il referto probabilmente anche si sta cercando di ricostruire dove è finito quel punto con cui Mantova aveva chiuso i primi 20 minuti in vantaggio, e quindi adesso ci sta cercando di capire come riprendere questa partita, perché insomma una partita che si chiusa dopo 20 minuti con un punto di differenza può fare sicuramente la differenza, un punto in più, un punto in meno. E allora questa situazione vi raccontiamo un po' come è andata questa partita. Intanto nel frattempo possiamo intanto fare anche i complimenti al rieletto presidente della Lega Basket Femminile, Massimo Protrani, che quindi guiderà la Lega Basket Femminile anche per i prossimi anni. Naturalmente l'augurio a lui di poter continuare l'ottimo lavoro fin qui svolto per tutte le società di Serie 1 e di Serie 2, assieme a tutto il suo nuovo consiglio direttivo, che naturalmente avrà l'incarico di guidare il basket femminile da qui alla fine. Ora abbiamo visto il primo arbitro, che naturalmente ora andiamo anche a dirvi che sono i due arbitri della partita. Viene rimesso il punto a Mantova, e quindi
si può ricominciare. 35-34, quindi l'arbitro stesso che si prende la responsabilità del punto in più. Gli arbitri sono le signore Alessandra Ricci di Pedaso e Angelica Marconi di Ancona. Dopo, diciamo così, quindi un ripasso rapido dei primi 20 minuti, si può tornare a giocare qui al Palaciconia di Ponzano con Zitkova in possesso di palla, tenuta molto bene da Marchi. Si va da Iannucci in post basso, deve riaccendersi subito Iannucci, che forza, ed è sfortunata nel tentativo in avvicinamento. Riparte subito la formazione mantovana con Llorente, che è stato un fattore. Si va poi da Monica, vediamo come decide di attaccare Mantova questo primo possesso del terzo quarto. Pallone scaricato fuori per Bernardoni, che vuole andare dentro da Llorente. Buona la difesa di Egvo, la palla in angolo per la tripla che va a segno di Marchi. E come nel primo tempo, il primo canestro, i primi 3 punti sono di Mantova, che tocca il massimo vantaggio della sua partita. 38-34, Iannucci prova a usare il blocco di Egvo, ma perde la palla. E adesso attenzione a non subire break, perché possono essere decisivi in questa partita. Llorente per Monica, prova a partire Leonardi, che non la tiene, 1 contro 1, c'è il fallo, va a abbassare il corpo Francesco Leonardi, fallo inevitabile, e per lei è il secondo fallo ed è il primo di squadra per Ponzano. 38 Mantova, 34 Ponzano, con la rimessa battuta da Marchi, che vuole Llorente, riceve la lunga di Mantova, ancora Marchi che vuole giocare uno splendido pick and roll, ancora il pallone fuori per Bernardoni. Bernardoni prova la penetrazione, va dentro, tutto troppo facile. Miccoli con la collaborazione di Iannucci e Del Ferro riesce a trovare il rimbalzo. C'è il fallo commesso da Marchi, che invece chiedeva il fallo in attacco di Zitkova sulla play ceca, protagonista di un buonissimo primo tempo. Cioè, naturalmente marcatura molto ferrea, e bisognerà che sperare che Zitkova continui a giocare così. Leonardi, pallone per Egvo, che vuole girarsi, vuole dare dentro il pallone per Leonardi, che è sfortunata a non agganciare questa palla, altrimenti avrebbe avuto una prateria per riuscire poi a appoggiare la palla al canestro. Ancora secco di realizzazioni la formazione bianco-verde. Marchi va subito per Bernardoni, poi gira per giro palla veloce Llorente, ancora Marchi, pallone per Llorente che parte 1 contro 1, grande movimento di Llorente che va a depositare il +6. Prova a farsi sentire il pubblico di Ponzano, naturalmente 120 posti a disposizione, non sono, chiaramente sono stati abbastanza sufficienti. Altra palla rischiosa toccata da difesa di Mantova. Zitkova prova a mettersi in proprio da 3 punti, rimbalzo lungo, e adesso Mantova ha la palla per scavare il divario, un po' quello che dicevamo, i blackout di Ponzano che rischiano di costare cari. Altro pallone dentro, Miccoli, pallone fuori per Marchi che arma ancora la mano da 3 punti, a segno. 8 punti di e un 8-0 di Mantova, che dà sicuramente un avvio di tempo importante. La tripla di Miccoli non trova niente, bisogna chiamare time out per coach Zanco, altrimenti qui si mette con il solito parziale. Monica da 3 punti, a segno, e Mantova fa quello che praticamente non gli era riuscito nel resto della partita, mette 3 triple di fila e di fatto mette quello che era successo nelle altre partite di Ponzano. Blackout di inizio quarto, è durata un tempo in più questa volta Ponzano. Speriamo che possa riaccendersi, ma il parziale è di quelli che fanno male. 11-0 per Ponzano, per Mantova in questo avvio di ripresa. 3 minuti e 13 secondi per lasciare 13 punti a Mantova, che ha fatto 3 su 3 da 3 con doppietta di Marchi, e adesso questa di Bernardoni
per il più 12 meritatissimo da parte delle ospiti, che hanno cambiato marcia dopo sicuramente aver vediamo quale sarà la reazione di Ponzano. Ma adesso risalire alla china è molto molto difficile, perché Mantova è squadra esperta che ha dimostrato di avere delle armi illegali, cosa che in questo momento Ponzano non ha. 2 su 13 da 3 punti, sono queste le cifre che sicuramente in questo momento stanno condannando Ponzano a questo break. Ricordiamo che fino a 3 minuti fa Mantova aveva un solo punto di vantaggio, anzi Ponzano praticamente aveva condotto la partita per quasi gran parte dei primi 20 minuti. Altra palla persa. Come non uscire da un time out buttando una palla alla panchina avversaria. E adesso vediamo se Mantova continuerà invece a premere sull'acceleratore. Pallone che gira per Monica, ora Marchi prova a sfruttare il pallone sotto per Ruffo e Gvo per gli Oriente, che fa quello che le piace di più, giocare spalle al canestro. Bernardoni con spazio, arresto, tiro sbagliato e rimbalzo che viene conquistato con tanto di tap out da parte di Mantova, che può gestire un nuovo attacco. Il tiro a rimbalzo che non arriva, dormita. Ponzano è sparita un'altra volta e va a segno Marchi. Sparita dal campo un'altra volta Ponzano, e ci dispiace chiaramente vedere questo, perché insomma la squadra ha tutte le qualità per poter far bene. Gira la palla, Miccoli non se la sente dopo i 0 canestri segnati, sbaglia ancora anche Miccoli. La palla per fortuna di Ponzano questa volta esce, c'è un cambio per Ponzano, esce Leonardi ed entra Rossi, che è stata più che positiva nei primi 20 minuti. Prova a cambiare qualcosa, ma sono 14 i punti di distanza tra le due formazioni. Miccoli finalmente si sblocca, assist di Zitkova, primi 2 punti di Ponzano in questo terzo quarto da incubo. Llorente contro Gvo, parte Gvo che va a spendere un fallo su Llorente. In questo momento incontenibile il lungo di Mantova, e secondo fallo per Alessia Egvo. 48-36. E ora vedremo quale sarà il nuovo attacco di Mantova, che è partita veramente a 1000 in questo terzo quarto. Insomma, la differenza poi nella pallacanestro la fanno i canestri segnati. Ancora Marchi da 3 punti. La terza tripla di Alicia Marchi, che di fatto la sta vincendo da sola questa partita. 3 su 3 da 3 punti. E la complicità della difesa di Ponzano, che la sta battezzando. 51-36. È partita che, dato gran canestro di Zitkova, è partita che rischia di scivolare via. Vediamo se Zanco troverà la carta della zona. Ancora la penetrazione centrale, va dentro Bernardoni, che batte facilmente la difesa di Iannucci. Difesa da tagliare come un burro, quella di Ponzano. Va Iannucci, c'è il fallo commesso dalla difesa di Mantova. 38 per le padroni di casa, 53 per le ospiti. E partita che, come avevamo già detto e raccontato nel corso della presentazione, sta ricalcando purtroppo, con una durata in più da parte di Ponzano, il tradizionale blackout della squadra di Zanco. 7 secondi ora per il tiro di Zitkova, che va fino alla fine e segna Teresa Zitkova. Tocca quota 40, ma adesso è in difesa che Ponzano deve cambiare registro. Rossi parte, scusate, la difesa più che illegittima di Rossi su Monica. Naturalmente differenza di categoria e di esperienza in campo. Cambio, rientra Gatti, riesce Ruffo. 18 punti già segnati da Mantova in questo terzo quarto, diciamo, con
bravissima Mantova, ma complice anche la difesa di Ponzano che non riesce a tenere più niente. Guardate questo 1 contro 1 di Llorente, scuola, stanno portando a scuola le ragazze di Ponzano. Pallone che ora gira per la palla recuperata da Gatti. Gatti contro Egvo, la palla che viene sporcata dalla difesa di Ponzano, rimessa in favore di Mantova. 3,44 più 15 per le ospiti. Gatti, pallone, scusate, Llorente, prova invece Gatti la penetrazione su Miccoli che si prende lo sfondamento. Vediamo se da qui Ponzano può iniziare a ricostruire qualcosina. Ci sono ancora 13 minuti da giocare, ma sicuramente deve cambiare qualcosina la formazione di coach Nicola Zanco a livello soprattutto difensivo. Buono questo blocco, Zitkova si ferma, arresta il tiro come a scuola. Basket insegna ancora Teresa Zitkova, quota 16 per lei, meno 13 Ponzano. Ma in difesa che Ponzano deve farsi sentire. Ora la tripla a segno di Giulia Monica, quinta bomba di Mantova, sta grandinando sul Palaciconia. 23 punti in 7 minuti per Mantova. Ora fallo della difesa mantovana su Iannucci. Serata e terzo quarto di gloria per Mantova. Esce una strabiliante Alice Marchi, entra Alice Pizzolato e c'è un motivo perché Mantova ha giocato due grandi partite contro due grandi squadre in questo avvio di campionato, vincendone una delle due, quindi voglio dire contro Crema sarà difficile per tutti, ma Castelnuovo non sarà un campo battibile. Qui c'era forse anche il fallo su Zitkova, non fischiato ma va a segno, si aggrappa al talento del suo play la Schiavon Ponzano, meno 14. Gatti, Monica, partita, arresto dentro l'area, errore, e possiamo quasi dirlo che è una notizia l'errore di Monica, che per poco poi non va a recuperare anche la palla. Egvo per Rossi, attenzione perché vediamo Egvo a terra, brutta notizia per, speriamo di no, la vediamo rialzarsi da sola. La vediamo zoppicare vistosamente, sarebbe una notizia brutta, zoppica veramente male Alessia Egvo e sarebbe veramente l'ennesima tegola su un avvio di stagione veramente da far benedire di Ponzano, che veramente è sfortunatissima. Zitkova perde palla, per fortuna poi Iannucci in qualche modo la recupera e ora può andare a tirare due tiri liberi Federica Iannucci. Vediamo che cosa intanto potrà fare lo staff medico di Ponzano per l'infortunio di Egvo. Ma sicuramente la fortuna non sta aiutando Ponzano. Due tiri liberi per Federica Iannucci, che va corta sul primo. Era partita bene Iannucci, poi è stata tolta dal campo dai due falli e non si è più riuscita a riaccendere la stella della Schiavon Ponzano. Va a segno per il secondo Federica Iannucci, meno 12 per le biancoverdi. 2 minuti da giocare questo terzo quarto. Gatti riceve il pallone, serie di blocchi per liberare Pizzolato, che viene contenuta bene dalla coppia Iannucci Miccoli. Grande palla recuperata da Iannucci e palla che premia Mantova, che avrà solo 2 secondi per andare al tiro. Grande difesa di Ponzano, che c'è da sperare adesso non subisca questo canestro. Bisogna passare indenni questa azione. 45-58. Pallone che andrà agli Llorente, palla lunga, bello intercetto di Celani. Ponzano per Rossi, c'è il fallo su Rossi,
che andrà a tirare. Bella palla di Zitkova per la giovane Rossi, che non ha paura veramente, ed è il quinto fallo di Gatti, ci sembra di aver visto. Quinto fallo per Laura Gatti, e quindi perdita importante anche nel roster di Mantova, che però ha un roster lungo e profondo, ben diverso da quello di Ponzano. E intanto 2 tiri liberi importanti per Maria Rossi. A segno il primo, solo rete. Più che positivo l'impatto della giocatrice di Scuola Reyer. Sbaglia però il secondo, non prende rimbalzo Miccoli, lo prende Llorente, si va da Bernardoni, meno 12, 1,36. Serve un quarto di grande carattere per riaprire questa partita. Tanto buona difesa di Miccoli su Llorente, grandissima difesa di Miccoli su Llorente. Pallone per Rossi, che va ancora da Zitkova, vuole battere la sua diretta avversaria, c'è il fallo, si va a tirare altri 2 tiri liberi. Sta provando naturalmente a attaccare il ferro con più continuità a Ponzano. Ora doppio cambio per Mantova, fa entrare Laura Pastore e fa rientrare Elisa Ruffo al posto di Llorente. 2 tiri liberi per Teresa Zitkova, già 18 i suoi punti, ma una gita lunetta importante per Ponzano. Corto il primo. Bene il secondo, meno 11 per Ponzano, che sta provando a lenire il break da paura di... Grande azione di Bernardoni su Rossi, giocatrice veramente straordinaria Ilaria Bernardoni. Super prestazione. Fallo di piede, prova a muovere, prova a recuperare qualcosa Egvo, che ricordiamo era appena rientrata da una distorsione alla caviglia, e ci sembra che per lei la partita sia finita qui. Veramente altra tegola per Ponzano, veramente, che deve fare veramente di necessità virtù. Ha perso praticamente tutte le lunghe per infortunio a Ponzano. Miccoli, è rimasta praticamente la sola Miccoli, che ora prova a districarsi tra le maglie bianco-rosse. Qui lotta ancora bene Ponzano e guadagna con Iannucci una palla 2, quindi una rimessa da fondo per le biancoverdi. 47-60. Ricacciata a meno 13, Zitkova per Rossi, ancora Iannucci, vorrebbe dare la palla per il fallo commesso dalla difesa di Mantova. Ponzano sta sfruttando molto bene il bonus, andando ad attaccare dentro il cuore dell'area mantovana, che sta spendendo un sacco di falli. Due tiri liberi per Federica Iannucci, che va a segno con il primo. 48-60. E secondo tiro libero che va a segno per Federica Iannucci. Prova la partenza spizzolata, la palla che viene recuperata da Cellani. Stanno facendo un gran lavoro difensivo, poi grande palla recuperata da Bernardoni, che poi si divora un canestro incredibile. Graziata a Ponzano, 10 secondi, 9, 7 secondi. C'è fallo di piede non visto qui dall'arbitro, attenzione a non far segnare Mantova, che sbaglia l'ultimo tiro. Finisce il terzo quarto, un terzo quarto da paura per Ponzano, che ha subito 25 punti, di cui 23 praticamente in 7 minuti da Mantova. 60 per le ospiti, 49 per Ponzano, che adesso dovrà provare senza Alessia Ghevo, che si sta provando che è dovuto uscire per infortunio alla caviglia. Provare a fare un ultimo quarto da paura per provare a interrompere questo digiuno di vittorie. Noi ci risentiamo tra 1 minuto e mezzo.
Iniziato l'ultimo quarto di gioco al Palaciconia con Mantova avanti 60-49 grazie a un terzo quarto da paura della formazione ospite che ha fatto un 5 su 5 da paura. C'è il fallo su Federica Iannucci che ora forse andrà anche a tirare 2 tiri liberi, vediamo quale sarà la decisione arbitrale. Fallo del numero 5 di Mantova, sì, sono 2 tiri liberi. Fallo di Laura Pastore, c'è il cambio, rientra subito Alice Marchi, protagonista senza dubbio del break del terzo quarto. 3 triple per Alice Marchi che praticamente da sola ha scavato il break con cui Mantova si sta imponendo qui al Palaciconia. A segno Federica Iannucci, meno 10 per Ponzano che deve provare almeno a ritornare a contatto, crederci. A segno anche la seconda con l'aiuto del ferro, meno 9 per le biancoverdi. Ora è rientrata Marchi, lo spauracchio del terzo quarto. Ruffo per Pizzolato, Marchi si gira, non prende a stento il ferro, rimbalzo di Miccoli. E ora Zitkova con la palla in mano va da Miccoli, vuole ancora riconsegnare la palla alla sua play. La lunga triestina, pallone che va per Rossi, poi Celani da 3 punti, non prende niente. Sarebbe stato importante, ma ora c'è contropiede in campo aperto per Petronio che va a mettere 2 punti facili nel salvadanaio di Mantova che ritorna a più 11. E ora palla persa da Zitkova su Marchi che però qui la riregala a Ponzano. Tanta confusione, rientra al Llorente e sono dolori per Ponzano che non ha praticamente più Egvo da far giocare. Finita la partita di Alessia Egvo. Ci deve pensare sicuramente qualcuno come Iannucci. Celani si schianta sul ferro, la palla recuperata da Mantova in una selva di mani. Escono Bernardoni e la solita Marchi. Intanto c'è il fallo di Costanza Miccoli, terzo fallo, e ora c'è il cambio, fuori Celani, rientra Francesca Leonardi. C'è bisogno del suo talento per questo assalto finale. Rimessa per Mantova dal lato. 8:34. Peccato per quel passaggio a vuoto di Ponzano che comunque ha subito 5 sberle da Mantova. Ancora grande palla per c'è il fallo e il canestro. Tutta ingenuità di Ponzano questa volta qui. Sbagliato l'anticipo, fallo di Miccoli che in un amen fa il terzo e il quarto fallo, praticamente buttando via la propria partita evidentemente insufficiente per Costanza Miccoli che sicuramente si è prodigata tanto. Si chiede l'asciugatura del campo ma non vedo nessuno intervenire. Ci sono le giocatrici che stanno asciugando il campo, adesso forse entra lo spazzolone, ecco qui. Troppi errori per Ponzano, ma diciamo che sicuramente è stato decisivo il terzo quarto. Non serve più lo spazzolone, adesso nel frattempo Llorente a segno e questa è una pseudo pietra. Sigillo di garanzia per Mantova che rimette 14 punti di vantaggio sul tabellone. Pallone per Miccoli in 1 contro 1, si gira Costanza Miccoli, sbaglia. Oggi Miccoli non la mette neanche in una vasca da bagno e capitano queste giornate. Llorente, transizione per Marchi contro Zitkova, va dentro Llorente, c'è il fallo di Miccoli che finisce così la sua partita. Ha finito alle lunghe praticamente. Ha finito alle lunghe Nicolas Zanco, ha finito anche le giocatrici. Il tecnico cresciuto in scuola Benetton e di fatto con l'uscita di Miccoli e con Egvoe fortunata sta provando a tentare un rientro che
Llorente va dentro, pallone che viene ancora recuperato dalla stessa Llorente, che va dentro, si gira, va a fare sportellate, rimbalzo di Pizzolato, ma sicuramente dicevamo con intanto Bernardoni va a commettere fallo in attacco, ma diciamo infortunio di Egvo, i 5 falli di Miccoli hanno di fatto già ampiamente fatto scendere il sipario su questa partita. Serve una sorta di miracolo a Ponzano per riaccendersi. Anticipa e ormai la benzina è finita. Marchi, grande contropiede, c'è il fallo di Zitkova che ferma Marchi con le cattive. Dicevamo partita ampiamente già in ghiacciaia, ve la raccontiamo in questi 7 minuti e 33 che mancano. 2 tiri liberi per Alicia Marchi, 13 punti per lei, di cui 9 praticamente, tutti di fila nel terzo quarto, nel break decisivo del terzo quarto. A segno anche con il secondo tiro libero, pallone per Iannucci, e palla che viene gestita dalla squadra di casa con Celani che prova a mettersi in proprio, scarica per Zitkova da 3 punti, a segno di tabellone Teresa Zitkova, l'unica a far canestro per Ponzano oggi di fatto. Palla che va a toccare il piede di Celani, è anche sfortunata Ponzano veramente in questo momento. Ancora Bernardoni, show difensivo, pallone dentro per Llorente che usa il mismatch contro Rossi e si va a portare a casa un'altra bella azione da 3 punti. 7 minuti, saranno 7 minuti di scuola per Ponzano, 7 minuti per far crescere le giovani, perché chiaramente di questo si parla in questo periodo per le biancoverdi. Ci sarebbe Martinez da provare, che è una giocatrice che almeno ha un po' di esperienza, ma saranno 7 minuti che coach Nicolas Zanco deciderà di gestire come ritiene più opportuno. Ma per Ponzano si profila la terza sconfitta consecutiva e chiaramente qui con degli aspetti migliorativi rispetto alle prime 2 uscite, ma qui ci sono da fare i conti veramente con tanta sfortuna, perché l'infortunio di Egvo va ad aggiungersi a quelli che avevamo già detto, quello di settimana di Rescifina, quello di Deste al dito. Deste forse la rivedremo finalmente con la maglia di Ponzano per metà novembre, fine novembre. C'è stato l'infortunio a Chiara Camporeale a settembre che ha tolto un'altra pedina importante a questa squadra. Resta il fatto che sicuramente gli infortuni fanno parte del gioco, si stanno concentrando purtroppo quasi tutti su Ponzano, che adesso dovrà anche decidere il da farsi, perché chiaramente la panchina è corta e soprattutto sotto le planche il gioco, la situazione si sta facendo, la differenza si sta facendo sentire. Più 15 intanto per Mantova, che potrà approfittare anche per mettere punti importanti di differenza nella differenza canestri da qui alla fine. Iannucci prova da sola di esperienza a prendersi punti sotto canestro. 2 tiri liberi per Federica Iannucci, 11 punti per lei, tanti conquistati giocando in post basso. Sono già 69 i punti segnati da Mantova, segno il primo, ma ripetiamo è stato decisivo il terzo quarto. Terzo quarto da paura per Ponzano, strabiliante vista la parte mantovana, con quel 5 su 5 da 3 che di fatto è valso, quella che possiamo dire vale la vittoria per la formazione. Ecco, vedete, va Llorente contro Celani, c'è una differenza di anni e di statura che è indifferente. È buona questa volta la difesa di Ponzano. Leonardi prova a mettersi in proprio contro
Llorente va dentro, va a fischiare il fallo l'arbitro e saranno 2 tiri liberi per Francesca Leonardi. Questo è un po' il gioco che sta provando a fare Ponzano, andare dentro nell'1 contro 1, intasare l'aria. Fuori rossi, più che positiva, e esordi in questa partita per Matilde Bianchi a 6-12 alla fine, meno 13 per Ponzano. Due tiri liberi per Francesca Leonardi. Gioiello Scuola Reyer a segno Francesca Leonardi, meno 12 per Ponzano. E meno 11 quel 2 su 2 di Francesca Leonardi, 8 punti per lei. Ora Bianchi prova a alzare la difesa. Ponzano, vediamo come se la cava. C'è il fallo di Zitkova. C'è il fallo di Zitkova con Ponzano che era già in bonus, e sono 2 tiri liberi. Veramente un omaggio della difesa di Ponzano, che però qualcosa deve pure inventarsi per provare a giocarsi tutto per tutto in questo finale di gara. Ma diciamo l'esperienza di Mantova, tanto va in Lunetta Marchi, che veramente oggi ha la mano bollente, più 12, 70 punti, ma è un po' il leitmotiv di questo inizio di stagione. Ponzano non si può permettere partite a 70-80 punti subiti, difficile un po' per qualsiasi squadra reggere l'impatto. Leonardi fuori per Zitkova, 22 punti della play ceca oggi. Si alza, sbaglia, non prova. C'è il rimbalzo da parte di Monica, che poi prova anche la transizione fuori per gli Oriente. Veramente una giocatrice il cui apporto è clamoroso. Monica prova l'1 contro 1 contro Leonardi, che non riesce a tenere l'1 contro 1. Il rimbalzo, indovinate di chi è? Di Mantova in 2 occasioni. C'è addirittura l'extra possesso numero 3 per la formazione lombarda. 71-58, scorre il tempo, ultimi 5 minuti di gara. Marchi prova ad andare dentro con la stoppata di Celani, più che positiva. Leonardi prova la transizione, la formazione di Ponzano sbaglia tutto. Francesca Leonardi, anche per lei serata da dimenticare. Sta per entrare Anita Carraro. Monica si alza da 3 punti, sbaglia. Adesso anche le percentuali anche di Mantova si stanno abbassando. Gioco forza. Bianchi non tira, ci prova Leonardi da 3 punti. Francesca Leonardi, meno 10 Ponzano. E ora ancora Marchi. Rischia di perdere la palla Monica, c'è contatti sul blocco, pallone dentro, prova a buttarla dentro e fallo commessa dalla difesa di Ponzano, fallo di Celani e 2 tiri liberi per un'azione, un attacco. Esce Teresa Zitkova in evidente riserva. Grande partita di Zitkova oggi, veramente ha dato tutto Teresa Zitkova in questa partita. Ha risposto alla grande. Le prime 2 uscite un po' dubbiose, con una grandissima prestazione. Teresa Zitkova, buona prestazione balistica e anche a livello di gioco. Qualche sfumatura, qualche sbavatura sicuramente a livello di gestione della palla, ma chiaramente lei come tutte le altre possono ancora crescere. Cambio nelle file di Mantova, esce Ruffo e rientra Petronio. Leonardi l'ha rimessa da fondo, si va da Bianchi, è praticamente un quintettino Reyer assieme a Iannucci, un quintetto under 18 Reyer più Iannucci, quello che sta in campo adesso. Leonardi, arresto, tiro sbagliato, rimbalzo di Iannucci. L'arbitro aveva tirato su la mano per segnalare il fallo, per poi rimangiarsi, tra virgolette non rimangiarsi perché non ha emesso il fiato dentro il fischio. Peccato, perché poteva essere un'altra buona azione per ricucire un po' lo strappo. Esce alla grande dal pressing
Mantova con Petronio contro Carraro, buona la difesa delle due giovani di Ponzano. Llorente gira la palla per Marchi, serie di blocchi per andare da Llorente che si mangerà Celani, sbaglia però, buona la difesa di Celani, si va ancora da Bianchi, pallone per Carraro che rischia l'infrazione di passi, pallone che va dato a sotto per Leonardi che vuole l'1 contro 1, va fino alla fine Leonardi, si va a prendere il fallo. 3:19 dalla fine, ma continuiamo a dire peccato per quel terzo quarto che sicuramente è costato la vittoria a Ponzano. 5 su 5 da 3 di Mantova che di fatto hanno sigillato la vittoria delle ospiti. Una grandinata di canestri, segno Francesca Leonardi, e proprio per ritornare al discorso della difesa, i 72 punti sono un po' il segnale che sbaglia Leonardi, il rimbalzo conquistato da Llorente. Monica con il possesso, si va da Llorente, prova a girare ancora il pallone per cambiare il lato, va dentro Monica, va a segnare un grandissimo canestro la numero 30 di Mantova, più 12. Naturalmente Mantova adesso è interessata anche a tenere una buona differenza canestri, perde palla Bianchi e apre il contropiede di Petronio con Leonardi che deve provare a contenere, riesce a prendere un buon rimbalzo Francesco Leonardi e guadagnare altri 2 tiri liberi dal possibile più 14. Mantova potrebbe ritrovarsi a più 10. Esce Bianchi, oggi non una sicuramente prestazione convincente come quella che era stata quella della prima giornata. Ci sta provando Igvo fino alla fine, ma niente da fare per la lunga di coach Nicola Zanco. A segno Francesca Leonardi che sta rimpinguando il suo bottino in questa fase finale di partita. 6-3 e 6-4, 64-74. 2 minuti e 40 alla fine di questa partita, con Mantova che naturalmente ora dovrà giocare anche con il cronometro per difendere i 10 punti di vantaggio. Ora il pallone sotto per Marchi, nemico pubblico numero 1. Antonelli vuole mettersi in proprio, spara la tripla Antonelli e va a segno. È una grandinata quella che ha punito severamente Ponzano, grandinata di triple sul Palaciconia, e per la tripla di Antonelli di fatto finisce la partita. Tiro di Carraro che sbaglia e Ponzano che ora deve anche guardare alla differenza canestri. 1 minuto e 57 con Monica che parte, c'è il fallo di, cioè sicuramente è stato il fallo di Celani, e saranno 2 tiri liberi. Evidente lo spostamento del blocco da parte della giovane di scuola Reierina, che vanta già un'esperienza in 1 a Vigarano. Sbaglia il primo tiro libero a Llorente. 19 per lei, veramente quando la palla dentro il ferro va a lei fa un incredibile 0 su 2. Iannucci prova a impostare il gioco, Federica Iannucci rischia qualcosina, va fino alla fine, sbaglia il tiro anche lei, rimbalzo di Celani che va dentro, poi si schianta sul tabellone e la palla è di Ponzano con 8 secondi da giocare per arrivare al cronometro dei 24. Rimessa per Ponzano, 6-4 per le biancoverdi, 77 per Mantova. Minuti che servono solo a fissare il risultato finale. Celani 1 contro 1 contro Llorente, una scuola importante. Scadono i 24 secondi. Cambi ancora per Mantova, esce Llorente, rientra Ruffo. Grande gara per Ruffo e Mantova che quindi con questi 2 punti si porta a 4 punti in classifica. Ponzano rimane desolatamente a quota 0.
e il calendario sicuramente non è amico delle biancoverdi, che prima di tutto adesso dovranno cercare di capire cosa fare con i tanti infortuni, soprattutto sperare che l'infortunio di Agavò non sia così grave. Ancora Monica, arresto, tiro, sbaglia, nessuno va a rimbalzo e quindi extra possesso per Mantova. Parte ancora Monica, va a sbagliare il rimbalzo di Petronio. Al terzo tentativo Ponzano recupera la palla, ultimo minuto già iniziato, 77-64, va dentro per Iannucci, ma le idee si sono evidentemente appannate. 40 secondi alla fine. Uno degli ultimi attacchi di questa partita va fino alla fine, c'è il fallo di Zitkova che quindi chiude la sua partita. Diciamo che sia il quinto fallo per Zitkova, no, il quarto fallo di Zitkova. Abbiamo dato un fallo in più. Ricordiamo che Ponzano tornerà già la prossima settimana qui al Palaciconia per una sfida quasi impossibile, considerando poi la caratura dell'avversario, perché naturalmente Ponzano andrà a sfidare Castelnuovo Scrivia e quindi dopo un inizio di campionato complicato, questa forse era l'unica partita abbordabile per Ponzano, che è rimasta in partita fino a che ce l'ha fatta poi una grandinata di triple nel terzo quarto che hanno scavato questi 15 punti di differenza che sono costati la partita alle biancoverdi, a cui non è bastata una sontuosa Zitkova, palla buttata via da Iannucci, ma chiaramente adesso questi attacchi non sono nemmeno giudicabili. Ultimo attacco per Mantova e poi suonerà la sirena finale, e con tanti aspetti su cui riflettere. Cose positive però ce ne sono state, sicuramente la prestazione di Zitkova su tutte. Ancora Bernardoni che va dentro contro Carraro, gran canestro di Bernardoni. Finisce la partita con il tentativo di Zitkova da metà campo, finisce così la gara, vince Mantova 81-64 con un gran terzo quarto della formazione lombarda, che si impone quindi così alla Palaciconia, dove aveva già vinto nella prima giornata anche Moncalieri, e adesso per Ponzano le cose si fanno difficili, ma sicuramente ci sarà tempo per lavorare e per pensare. Andiamo a vedere se riusciamo a sentire subito le voci dei due allenatori, con naturalmente coach Zanco e coach Borghi da provare a sentire live per darvi un primo commento di questa partita. Andare di là, stiamo aspettando un attimo, capire che cosa, se riusciamo ad avere il commento post gara da parte le voci di fine partita. Vediamo se forse riusciamo a prendere prima. Eccolo qui, abbiamo Nicolas Zanco, ci spostiamo per far passare le ragazze. Allora coach, andiamo a commentare un'altra sconfitta dove però possiamo fare una sintesi, che quel terzo quarto con una grandinata di triple è stato decisivo. Sì, non solo quello, purtroppo abbiamo pagato secondo me nei primi due quarti i problemi di falli, non siamo riusciti ad avere quel vantaggio che magari potevamo gestire un po' meglio il terzo quarto, dove inevitabilmente con le rotazioni limitate dai tanti infortuni che abbiamo avuto, in più si è aggiunto anche quello di Alessia durante la partita, abbiamo un po' fatto fatica a gestire il ritmo e ci siamo fatti aggredire. Loro sono state brave a punire ogni nostro errore, in attacco ci siamo un po' disunite e lì è nato il break che è rimasto decisivo. Una buona reazione è arrivata dalla prestazione di Zitkova, aspettavamo di vedere questa prestazione e lei ha risposto, diciamo, presente almeno a livello di realizzazioni e di presenza. Assolutamente sì, oggi posso ritenermi contento di Teresa perché comunque è riuscita a sbloccarsi, a giocare un po' più
quella che è la sua pallacanestro, fatta di tanta corsa, di attacchi dinamici. Facciamo ancora un po' fatica nei momenti in cui le difese sono schierate a leggere bene dove abbiamo i vantaggi, tendiamo un po' a collassare tutte dentro l'area, anche un po' dovuto al fatto che da 3 punti non stiamo segnando poi molto. Adesso c'è la speranza soprattutto di provare a sperare che anche gli infortuni non siano gravi e che magari un po' questa nuvola grigia che è sopra Ponzano dall'inizio della stagione passi. Sì, non è solo colpa degli infortuni, sicuramente quelli possono incidere, chiaramente soprattutto quelli di Camporeale e Anna, a cui faccio i miei migliori auguri, che sono di lunga degenza, purtroppo ci condizioneranno. Dobbiamo riuscire soprattutto a fare molto più gruppo, a essere molto più uniti nei momenti di difficoltà, perché adesso si vedono tutte le difficoltà di una squadra che squadra non è. Grazie a coach Nicolas Zanco per l'analisi di questa partita. Vediamo se abbiamo anche l'allenatore di Mantova in diretta per il commento di questa sfida che, ricordiamo, ha visto la formazione lombarda vincere 81-64. Coach Borghi, intanto buonasera. Bella vittoria da parte di Mantova, dove diciamo è stato decisivo un terzo quarto da diciamo così, tante bombe ma di grande qualità. Sì, è il terzo quarto, siamo usciti dagli spogliatoi giocando come dovevamo giocare dall'inizio, dopo 20 minuti dove non abbiamo giocato il nostro ritmo. È andato bene, abbiamo aumentato la difesa, abbiamo giocato quella che è la nostra pallacanestro e siamo riusciti a impattare, cioè andare in vantaggio e quindi poi a portare a casa la partita. Primo quarto un po' che sorprende un po' questa Ponzano, sempre ha sorpreso anche le vostre avversarie, poi comunque avete reagito e siete uscite con la caratura della grande squadra. No, Ponzano ha giocato bene, ha fatto quello che sa fare e lo sapevamo e l'ha fatto comunque, quindi doppie brave a loro che nel primo quarto ci hanno messo in difficoltà su tutte le nostre scelte che avevamo provato in settimana. E sicuramente siamo riusciti ad andare anche grazie al fatto di avere una panchina più lunga, quindi siamo riusciti nel finale ad andare in vantaggio. Insomma. Complimenti a Mantova, complimenti a coach Borghi per questa vittoria. Invece per Ponzano terza sconfitta consecutiva, c'è sicuramente da sperare in un cambio di marcia da parte delle biancoverdi e soprattutto sperare magari che anche la fortuna incominci a guardare, a strizzare l'occhio alla squadra trevigiana. Dal Palaciconia è tutto, ricordiamo il risultato finale, vince Mantova 81-64.